Ludovica, tu sei la padrona di casa, molto affascinante. Ecco, cosa sta succedendo qui? Allora, adesso abbiamo una meravigliosa rievocazione storica. Vi lascio vedere queste fantastiche maschere. È una rievocazione storica di tantissimi gruppi che vengono da Venezia, che vengono dal Piemonte, da tante città del nord Italia. E diciamo che in questo momento stiamo cercando di trasformare questa villa in una provincia un po' poco frizzante, secondo me. Ecco, spieghiamo dove siamo innanzitutto. Qui siamo in Val Ganna, Anna, quasi in Svizzera. sì, siamo vicinissimi al confine. Siamo in provincia di Varese e il nostro obiettivo, il nostro scopo, il nostro desiderio è quello di trasformare questa villa in una sorta di villa aperta tutti i weekend a ogni forma di arte, quindi pittura, scultura, moda e chiaramente rivocazioni storiche, in questo contesto Liberty stupendo. Una villa dedicata alla bellezza, all'amicizia, alle persone che vengono da lontano che si vogliono incontrare, e raccontiamo anche la tua di storia. Allora, io sono laureata in giurisprudenza e sto lavorando per il Tribunale dei Minori. Grazie a questa esperienza ho avuto la possibilità di entrare in contatto con, come dire, una realtà un po' triste, insomma, tante cose brutte, tante famiglie con delle difficoltà. Ricordiamo che questa qui è una cosa che viene fatta per beneficenza, c'è una onlus per i bambini autistici e quindi insomma si fa del bene divertendosi, però naturalmente strizzando l'occhio anche alle persone che soffrono. Certo, ci tengo a ricordare questa cosa. Questa villa è aperta a tutte le associazioni benefiche, fondazioni serie, che abbiano bisogno di un aiuto e vogliano una location dove poter fare delle raccolte fondi, organizzare delle cene e avere la possibilità di essere più efficaci sul territorio. Ecco, qui abbiamo 3 gentiluomini, presumo veneziani. Sì, siamo bresciani della Franciacorta. Il vostro abito è per i carnevali di Venezia. Il nostro abito non è un abito di carnevale, ma un abito proprio d'epoca, costruito, il mio è del 740 e il suo del 720. Ecco, lei è un personaggio particolare? Ma no, particolare no. Patrizio Veneto. Sì, e basta, semplicemente dei nobili veneti. E lui come si chiama? Lui si chiama Storma. Bene, buon proseguimento. Grazie mille. Due abiti anzi meravigliosi, abbiamo niente meno che Sua Maestà la Regina di Francia, che viene da dove? Io? Carpi, provincia di Modena io. Ecco, bellissimo abito, e poi c'è anche il re di Francia. Ecco, insomma, raccontiamo un po' questo abito che ha richiesto sicuramente tantissime ore di lavoro. Ah beh, sicuramente, quello visto che non è il nostro mestiere, cioè nei ritagli di tempo, si dedica quando uno può a queste cose qua. Grazie a Maria Antoinette, regina di Francia, io passo dietro e parlo col re di Francia, perché non c'è regina senza re, e qui abbiamo un re buon gustaio, insomma, perché all'epoca anche a Versailles si mangiava molto bene. Insomma, cosa possiamo dire della buona gastronomia di queste zone, della Val Ganna? Ci sono anche dei buoni ristoranti, c'è una villa dove tra l'altro mangeremo e berremo i prodotti del territorio. Bene, bene, qui si mangia molto bene, abbiamo fatto 2 pasti qui e sono favolosi. Sono quasi come i nostri, lì, emiliani. Bene, viva il re e viva la regina.
Ecco, un'altra bellissima maschera, qui siamo con Mario da Venezia, ho capito bene? Esattamente da Venezia. Il nostro gruppo storico è il gruppo storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano, un gruppo del periodo Rococò, per cui siamo i primi del 1700, esattamente il periodo è di Luigi XV. Marchesa Madame de Pompadour è quella che diciamo ha dato inizio al periodo Rococò. È un periodo particolare di trasformazione tra l'ex periodo barocco e si passa poi al Rococò. Io qui vedo delle bellissime maschere, ecco, è divertente vestirsi, mascherarsi, ecco, cosa significa questo? Ci si diverte moltissimo, guardi, e ci si sente dell'epoca. E poi non si riesce neanche a riconoscere se qui abbiamo una dama o un gentiluomo, chiaramente gli abiti, qui siamo un travestino? Sì, certamente questa è la maschera veneziana, è la bautta, è la classica maschera che mettevano nelle feste e nei periodi così di divertimento a Venezia. Che non volevano farsi riconoscere. Perché non volevano farsi riconoscere? Perché c'era un trucco e non ce l'hanno detto. Bellissimo questo accento veneziano, io vado da quest'altra maschera qui, verde, insomma voi siete una coppia, o sbaglio? Noi siamo una coppia, sì, da molti anni, anche da prima di questi abbigliamenti. A questo punto vi chiedo, siete una coppia fedele oppure... Sì, una coppia fedele. Sì. Sicuramente sei fedele da 30 e passa anni, e infatti noi quest'anno diciamo che quest'anno coroniamo i 30 anni di matrimonio, per cui... All'epoca non si era tanto fedeli però. No, a quei tempi infatti c'erano i mascheramenti che servivano a questo, per coprire le magagne nei famosi salotti veneziani.